È stato arrestato dai carabinieri a Mira, dove si era trasferito da poco, con l'accusa di essere stato assoldato da un impresario edile per riscuotere in modo piuttosto deciso un credito che in realtà era inesistente. In manette è finito un 42enne di origine calabrese nell'ambito di un'operazione ribattezzata dagli inquirenti giustizia privata che dal Veneto porta in Piemonte. La giustizia privata è quella che voleva farsi un imprenditore edile di Torino che, dopo aver perso in primo grado e in appello il processo col quale reclamava il pagamento di 100.000 euro per dei lavori di restauro, avrebbe deciso di ottenere la cifra comunque, assoldando per l'appunto due persone che si facessero consegnare i soldi. Le investigazioni, condotte tra l'ottobre del 2018 e il gennaio del 2019, coordinate dalla Procura di Torino, hanno permesso di accertare una tentata estorsione commessa dagli indagati mediante ripetute minacce, appostamenti, incontri e comunicazioni telefoniche. Tutti con precedenti di polizia, gli arrestati sono accusati di tentata estorsione aggravata in concorso.